In uno scenario fantastico con il direttore sportivo dell'Union Clodiense abbiamo, e anzi avete poco fa visto dalla diretta della presentazione, di due giocatori importanti, Giovanni Sbrissa ed Andrea Munaretto. Vogliamo entrare nei particolari, il giudizio su questi giocatori che hai portato in città. Due ragazzi bravi, forti, con caratteristiche ovviamente molto diverse, con curriculum diverso, fascia d'età perfetta. Andrea ha 30 anni, Giovanni ne ha 26, sono ragazzi che hanno grande esperienza anche in piazze complicate, perché quando giochi a Arzignano, quando giochi a Vicenza, quando hai obiettivi importanti vuol dire che hai la pressione giusta. E poi, come dicevo prima e sottolineo, due ragazzi che hanno fortemente voluto venire a Chioggia e avevano tante possibilità di andare in altre piazze. A centrocampo grande qualità con Giovanni, che ha un curriculum straordinario per quello che riguarda la sua giovane età e il calcio professionistico. Lo dicevamo prima, anche quest'anno si è giocato bene, per la prossima stagione le prospettive sono quelle di migliorare ancora di più dal punto di vista della qualità del gioco. Diciamo che Giovanni è un ragazzo che può fare la mezzala, può fare il play, può giocare a 2, può giocare a 3, ha l'esperienza e la qualità per interpretare il calcio in tutte le maniere che il mister gli richiederà, e quindi sicuramente una freccia al nostro arco importante, in una idea di gioco che Andreucci dovrà plasmare dal 25 luglio in poi. 5 invece di luglio, ci accennavi probabilmente il completamento della rosa. 5 di luglio completamento della rosa, in questo momento sono molto concentrato sulle due quote 2004, il resto diciamo che l'Union Clodiense ce l'ha in tasca e lo annuncerà nel momento in cui c'è la fatidica firmetta, ecco. Però siamo molto vicini ad aver chiuso un po' tutto quanto il parco giocatori. Questa è una nota caratteristica che noi seguiamo, quindi possiamo dire al momento 9 riconferme e 3 nuovi acquisti. Assolutamente sì, aggiungerei che ormai la riconferma di Antonio Calabrese è praticamente fatta, e quindi in realtà siamo molto vicini a essere anche al 13° atleta disponibile. Grazie direttore. Grazie a voi, grazie a Marco. Grazie.